Questo? Eccolo qua, a questo sì. Siamo tutti. Prego. Ciao Tommaso. Siamo tutti arrabbiati. Ciao ragazzo. Melon. Che la base della Lega è quella pulita e seria e da lì bisogna ripartire, tutti uguali e uniti, insomma. L'idea non è morta, anzi. La base alla resa dei conti. A Bergamo per assistere alla serata nella quale potrebbe succedere di tutto. A Bergamo per dire che il Carroccio non è quello dello scandalo che sta travolgendo Bossi e la sua corte. A Bergamo per dire chi deve uscire di scena e chi prendere le redini. Leghisti veneziani in partenza. Da Mestre un autobus inizia il viaggio alle 17 per accogliere i militanti dalla terraferma e dal Milanese, ma anche dalla Riviera del Brenta. Contemporaneamente a San Stino di Livenza parte il pullman del Veneto orientale con il primo gruppo di militanti. Tappe successive a San Donà di Piave e Marcon. Ci aspettiamo che tutti i nodi vengano al pettine, che venga fatta un'effettiva pulizia e un rinnovamento e si riparta con un progetto chiaro. E se qualcuno ha speso soldi del partito senza autorizzazione, oltre che dalle dimissioni deve anche restituire i soldi. Bossi Junior, il Trota si è dimesso, ma Roberto Maroni fa capire che non basta. Ancora polizia è la parola d'ordine. Tanti nomi per la segreteria. Nel pomeriggio Luca Zaia annuncia: andrò a Bergamo per riaffermare che resto governatore del Veneto. Sembra esserci soltanto una sola vera investitura. In questo momento che c'è il transfer, come si dice, dal grande padre alla nuova Lega, e quindi in questo momento Maroni è l'ideale per fare questo salto. Ma il Veneto vuole di più. Che la Lega cammina con le gambe dei militanti, che deve essere guidata da una forza nuova che al di là del territorio di appartenenza deve fare gli interessi di tutta la Padania. È chiaro che il Veneto e la Liga Veneta dovrà farsi sentire molto di più rispetto a quanto ha fatto nell'ultimo periodo. Si viaggia verso Bergamo, i militanti a ogni tappa salgono, tutti verso il raduno della verità e senza rinunciare alla lotta. 6 anni che siamo arrabbiati noi, e se andiamo avanti così dovremo fare una rivoluzione, altro che...